I consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Clessini, Di Francesco, Traina, Nuare e San Filippo rivolgono un appello chiaro e pubblico e responsabile ai componenti del Consiglio Comunale Empedoclino perché sottoscrivono la mozione di sfiducia al sindaco Martello, già formalmente presentata. Non è un'iniziativa contro qualcuno, ma un atto dovuto verso la città. Da troppo tempo, affermano i consiglieri comunali di opposizione empedoclina, la città vive una fase di palese difficoltà amministrativa, decisioni rinviate, servizi essenziali gestiti senza una visione totale, assenza di confronto con il Consiglio Comunale, una macchina amministrativa paralizzata e una comunità lasciata senza risposte sui temi più concreti come rifiuti, decoro urbano, manutenzione, programmazione finanziaria. Le promesse con cui questa esperienza era nata non si sono tradotte in atti e i problemi invece di ridursi si sono aggravati. Continuare a sostenere questa maggioranza significa assumersi politicamente le sue stesse responsabilità, condividere l'immobilismo e voltare le spalle ai cittadini. Per questo chiediamo a tutti i consiglieri del comune di Porto Empedocle, anche quelli che in questi anni hanno sostenuto l'amministrazione, di compiere oggi una scelta di coerenza, di dignità istituzionale, firmando la mozione e dare alla città la possibilità di aprire una nuova fase. Non è una battaglia personale, non è una manovra di palazzo, affermano i consiglieri comunali di opposizione, è una scelta di serietà. Quando un'amministrazione non governa, non condivide gli atti con il Consiglio, quando i bilanci vengono portati all'ultimo e senza il necessario coinvolgimento, quando le opere restano sulla carta, l'unico strumento che l'ordinamento consegna al Consiglio Comunale per ripristinare il corretto equilibrio tra organi e la mozione di sfiducia, non usarlo per ragioni di convenienza significherebbe tradire il mandato ricevuto. La mozione di sfiducia, concludono i consiglieri comunali, è il primo passo per restituire dignità all'azione amministrativa, per ridare fiducia ai cittadini. Per questo, pubblicamente, chiediamo a tutti i consiglieri, firmate, fate prevalere l'interesse di Porto Empedocle su altra considerazione. La città vi sta guardando.